Siamo nel vecchio frantoio di Nuoro e adesso facciamo la visita. A presto! Dai primi del Novecento agli anni 60 i conduttori dei frantoi che si sono alternati nella gestione di questi impianti sono stati una dozzina. Tra gli altri Ravassi negli anni 40, Pasquale Pirari Variani dagli anni 20 agli anni 60, Salvatore Secchi dagli anni 30 agli anni 50, Simone Tendas fino agli anni 50, Francesco Porcheddu dal 30 al 1986, Ruiu dal 60 fino al 1986. Seguirono poi i frantoi delle ditte Toleddu e dei fratelli Ganga, ancora quello dei Ruiu Porcheddu, per finire con la cooperativa Eleopolio nei pressi di Prato Sardo, che lavorò fino al 2001. Nell'agro di Nuoro, inoltre, andarono avanti nella lavorazione delle olive due frantoi, quelli di Fiaccavento, direttore della colonia penale di Mamone, nell'area di Samendula, e quello della famiglia Monni nella zona di Badu e Chercu. L'assemblea dei soci dell'Eleopolio Consortile di Prato Sardo nel 2002 fu convocata nei locali dell'impianto per discutere delle modalità relative al risanamento finanziario della cooperativa. Il frantoio infatti era stato posto già una prima volta all'asta giudiziaria per la vendita all'incanto, chiamata che è andata deserta, non essendo stata presentata alcuna offerta. Il giudice, che curava la pratica fallimentare, indisse il secondo avviso d'asta. Alcuni soci a questo punto tentarono di salvare sia lo stabilimento per la molitura delle olive che l'area circostante, essendo ancora possibile il salvataggio del complesso con l'estinzione dei debiti maturati. Fu proposta dal Consiglio di amministrazione una contribuzione straordinaria con il versamento da parte di ciascuno dei 400 soci di circa 800 euro, 1.600.000 lire circa, operazione che a quanto pare non fece registrare il successo sperato, soprattutto per il disimpegno relativamente al versamento di una parte dei soci. Ed ecco a che punto siamo.
A te. A te. Vieni. Andiamo, Tena? Andiamo. Tena?